Stiamo continuando a lavorare per cercare di riportarlo in Italia, non stiamo rinunciando a nessuna iniziativa, però devo dire che non è facilissimo. L'ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine di un evento a Milano per la ricostruzione dell'Ucraina, parlando della liberazione di Alberto Trentini, il cooperante lidense detenuto in Venezuela dallo scorso 15 novembre. Proprio oggi ha preso il via il digiuno a staffetta, iniziato da 88 persone per chiedere il rilascio del 45enne, tra queste la mamma di Alberto, oltre a colleghi e amici. Anche la deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa ha annunciato la sua adesione alla staffetta. Nella pagina Facebook c'è anche una lista completa dei digiunanti e la possibilità di unirsi a loro. Intanto ieri sono arrivate informazioni dal governo sulla trattativa in corso. Siamo impegnati a restituire ai suoi familiari Alberto Trentini, ha dichiarato il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. Nel frattempo i deputati Dem hanno presentato un'interrogazione urgente al ministro Tajani per chiedere aggiornamenti sulle azioni intraprese dal governo italiano e sulle iniziative diplomatiche in corso per ottenere il rilascio di Trentini.